Dobbiamo semplicemente stabilire se è giusto che i cittadini possano esprimersi su queste importanti riforme votate dall'Aula. Dobbiamo decidere quindi se attribuire o meno ai cittadini l'esercizio di un diritto soggettivo di natura politica, cioè quello di poter richiedere ed effettuare un referendum nelle materie non esplicitamente escluse, esercitando così un diritto più ampio, cioè quello quello attribuito a tutti i cittadini dall'articolo 48 della Costituzione sul diritto di voto, in ottemperanza al principio democratico fondamentale del nostro ordinamento, sancito dall'articolo 1, che stabilisce che la sovranità appartiene al popolo. Chi è eletto dal popolo, e soprattutto la maggioranza che governa questa regione, dovrebbe ricordarsi che in quest'Aula siamo tutti dipendenti e pagati dai cittadini, eletti per fare la volontà dei cittadini. E secondo noi la regola dovrebbe essere quella di ascoltare per governare e non comandare in barba alla volontà popolare. Per questo chi è eletto nel Movimento 5 Stelle si fa chiamare portavoce, perché il nostro obiettivo vuole essere quello di portare la voce dei cittadini nelle istituzioni, a costo di farsi etichettare da qualcuno come quelli che fanno strumentale comitatismo. Crediamo che sempre di più i cittadini debbano essere chiamati a esprimersi su ciò che li riguarda, informandosi e partecipando alle scelte. Ricordo un nostro padre costituente, Pietro Calamandrei, diceva che per avere una vera democrazia servono cittadini attivi, critici e informati. Il referendum è lo strumento principe con cui i cittadini possono esercitare direttamente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, secondo la modalità della democrazia diretta, il loro potere legislativo. Ora è evidente che dopo i deludenti risultati del Partito Democratico nelle ultime amministrative, in cui ha perso in regione i due comuni più grandi, a livello nazionale ha perso numerosi ballottaggi, dicevo, è comprensibile che questa maggioranza sia preoccupata da un'ulteriore consultazione popolare, che bocciando le principali riforme volute da questa giunta possa sentenziare una sorta di serra exit. Ma è evidente che la responsabilità di questa maggioranza ad aver attuato un adeguato ascolto degli operatori e dei cittadini su un tema sensibile come quello della sanità, e io ricordo al capogruppo Paviotti che i cittadini e gli operatori sono quelli che vivono in prima persona il fatto di una sanità che funziona o meno, e quindi sono titolati a dire se i servizi stanno funzionando bene o meno. Voglio ricordare che è responsabilità di questa maggioranza se chi ha contribuito, i professionisti consultati per fare la riforma sanitaria, il nome di questi professionisti è ancora segretato. È responsabilità di questa maggioranza se ha bocciato la quasi totalità delle proposte costruttive di buonsenso avanzate dall'opposizione, ma anche da una parte della maggioranza. Ed è responsabilità di questa maggioranza se poche settimane fa, a un convegno organizzato da un sindacato di medici, abbiamo visto seduti a fianco il consigliere Riccardi e il consigliere Pustetto, che hanno due concetti di sanità totalmente diversi. È responsabilità vostra se non c'è stato questo ascolto. Come Movimento 5 Stelle crediamo che chi governa non debba avere paura della volontà dei cittadini, pena l'allontanamento e l'ulteriore disaffezione dalla politica della popolazione. Le consultazioni andrebbero fatte prima di fare le riforme e se passerà la possibilità di fare referendum, ricordo sempre al capogruppo Paviotti che c'è tutta la possibilità durante la raccolta delle firme di spiegare se credete siano delle buone riforme ai cittadini perché queste siano buone riforme. Che un partito che si chiama democratico abbia paura di una consultazione popolare la dice lunga. Auspichiamo quindi che questa maggioranza ci ripensi e che abbia il coraggio e il buon senso di lasciare l'ultima parola ai cittadini.